Che chi nega il genocidio del popolo palestinese, chi fa la sinistra per Israele mentre Israele stermina i palestinesi e fa di tutto per impedire che abbiano un futuro, non è il benvenuto. Gli studenti di Venezia non danno il benvenuto alla sinistra per Israele, Emanuele Fiano. Se Fiano avesse voluto un incontro avrebbe organizzato un'iniziativa diversamente, invece è venuto a fare un'iniziativa blindata con questo schieramento di polizia in un'università blindata, precisamente non con la volontà di parlare con gli studenti. A noi questo ci sembra molto chiaro. Se avessero voluto avrebbero fatto un altro tipo di iniziativa, non sarebbero venuti a blindarsi con il governo, con un ministro e con la polizia. La posizione è chiara, il portavoce di Gioventù Comunista, arrivato da Roma, si schiera con i ragazzi, bandiere e striscioni alla mano, davanti al cordone di polizia in tenuta antisommossa a interrompere l'avanzata pacifica verso l'università, lì dove dopo pochi minuti avrebbe preso parola l'ex deputato Emanuele Fiano. È un diritto contestare in un'università un politico che ha quantomeno delle posizioni controverse. Fiano è un politico di lungo corso che ha assunto posizioni di sostegno allo Stato di Israele mentre Israele sta commettendo crimini di genocidio, è un politico che nega che sia avvenendo un genocidio contro i palestinesi. Si aspettava di non ricevere una contestazione? Doveroso contestare chi nega il genocidio, dicono i manifestanti. Fiano si schiera così con il governo per un DDL liberticida, un disegno di legge depositato in Parlamento per punire presunti crimini di odio antisemita, ma dove, ribadiscono, la definizione di antisemitismo è molto interpretabile e non si può continuare a bollare come antisemita chiunque si mobiliti per la Palestina. Alla domanda a Fiano se per lui antisemitismo e antisionismo siano la medesima cosa, risposta affermativa: Gioventù Comunista rincara. Noi siamo per i due stati, noi siamo per uno Stato palestinese nei confini del 67, ma c'è una grande ipocrisia di fondo che andrebbe detta a Fiano e che vorremmo dirgliela se ci fosse la possibilità di discutere, e cioè che oggi non si può essere allo stesso tempo per i due stati e per Israele, perché oggi quello che fa Israele è esattamente cercare di cancellare la possibilità che possa nascere uno Stato palestinese. All'accusa di aver di fatto zittito un ex parlamentare per le sue posizioni, i manifestanti ribadiscono il diritto di contestazione. Fiano ha parlato mezz'ora, 40 minuti prima di essere contestato e nell'ultima settimana ha parlato a reti unificate con molta poca possibilità di replica, a onor del vero, per la nostra organizzazione che è stata accusata falsamente di antisemitismo, quando è chiarissimo che Fiano viene contestato per le sue posizioni politiche. Ma secondo voi Moni Ovadia sarebbe stato un altro ebreo con altre posizioni, sarebbe stato contestato nell'Università di Venezia? Questa è la verità.